Il cammino dei 150 giovani liguri è giunto a Sarzana. La quarta tappa del pellegrinaggio verso Roma ha toccato il santuario del Mirteto di Ortonovo con la riflessione sul tema del prendersi cura dell'altro. In viaggio per riscoprire la bellezza di essere famiglia, la testimonianza di due giovani sposi che accompagnano come educatori il loro gruppo giovani parrocchiale. Rapallo attende l'avvio del nuovo appalto sulla raccolta rifiuti. Ad oggi il servizio ha grosse lacune e ai meri non è motivata, dice il sindaco. La nuova impresa attende la chiusura delle vie legali. Un sorriso per l'Anfas. Venerdì 24 agosto allo Stadio Comunale di Chiavari si affronteranno la Nazionale Italiana della Solidarietà e i Campioni del Cuore a sostegno dell'ente chiavarese. Amicizia e la città del futuro sono i temi del campo estivo dei ragazzi all'oratorio di Monleone e dei giovani della parrocchia di Bacezza a Reppia. Questa sera nuova puntata di Estate Giovani. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. Prosegue il pellegrinaggio dei giovani liguri verso l'incontro con il Papa, in programma a Roma l'11 e il 12 agosto. Oggi la quarta tappa al santuario di Nostra Signora del Mirteto di Ortonovo. Nel pomeriggio poi il cammino è ripreso verso Sarzana. Da qui ci spiega com'è andata la giornata Don Luca Sardella. Grazie, prendiamo la linea dal seminario di Sarzana. Il gruppo dei 150 ragazzi delle diocesi di Genova, Chiavari e La Spezia è arrivato qui poco dopo le 18:30. Adesso il tempo della doccia, della cena e poi la penitenziale nella cattedrale di Sarzana. La giornata di oggi, quarta giornata di cammino, è stata scandita dal pellegrinaggio al santuario di Nostra Signora del Mirteto di Ortonovo. Qui la catechesi tenuta da un laico, da un operatore della Caritas diocesana di La Spezia, che ha parlato ai giovani sulla parola chiave di questa giornata, cioè la cura. Ascoltiamo la sua testimonianza. Che i giovani siano disponibili a prendersi cura di qualcuno quando c'è bisogno è cosa ovvia, ma quanto questa esperienza può tradursi in un arricchimento della propria vita interiore? La nostra esperienza come Caritas ci ha dato proprio l'idea di come sia importante per la crescita, per la maturazione dei ragazzi, quello di confrontarsi con gli altri, confrontarsi col prossimo, confrontarsi anche con situazioni difficili, farsi carico della sofferenza degli altri, e in questo ci hanno sempre stupito, nel senso che la cosa bella è che molto spesso i giovani, con il loro punto di vista magari diverso, anche con certe volte la loro inesperienza e incoscienza, riescono ad affrontare delle situazioni, a farsi carico di situazioni che sono veramente difficili, però forse anche questa loro libertà di pensiero, questo entusiasmo che hanno li aiuta nell'avvicinarsi alle persone, e le persone stesse, magari le persone che si rivolgono ai nostri servizi, di fronte alla stessa cosa offerta però da un giovane, sono molto più disponibili, ecco, ad accogliere anche l'aiuto. C'è una sistematicità dei giovani nel prendersi cura di qualcuno, o oggi, in base alla vostra esperienza, si va più a spot, in base magari alle situazioni che creano più emozioni al momento? Sicuramente c'è una percezione anche di un attivismo una tantum, però nel corso degli ultimi anni, grazie anche a alcuni progetti fatti con le scuole di rilievo regionale, fatti insieme alle altre diocesi, abbiamo notato che sempre più ragazzi dagli incontri, dalle proposte, danno poi seguito al loro impegno in forme anche aggregate. Per esempio noi su Spezia abbiamo un gruppo ormai di 100 volontari che nasce da una proposta che abbiamo fatto insieme a degli insegnanti di un liceo, del liceo scientifico Pacinotti, che ormai da 4 anni raccolgono alimenti in favore di parrocchie, mense, centri di distribuzione, e lavorano in completa autonomia, nel senso noi abbiamo dato un supporto iniziale, ma da quel momento è stato un contagio e si passano soprattutto l'impegno di generazione in generazione. Il cammino di questi giorni è un'occasione per mettersi in viaggio nella vita e nella fede. Nel gruppo ci sono anche 3 giovani famiglie. Abbiamo incontrato una coppia di giovani sposi, Marco e Francesca, arrivano dalla diocesi di Genova. Sentiamo la loro testimonianza, poi la linea può tornare allo studio. Marco e Francesca, siete sposi da neanche un anno, avete scelto di condividere insieme questo cammino come famiglia. Perché?
Innanzitutto abbiamo scelto di condividere questo cammino perché ci siamo conosciuti nel servizio e quindi da sposati continuiamo il nostro servizio con ritmi un pochino diversi, però vogliamo comunque portare avanti. Abbiamo scelto insieme di portare avanti questo servizio e di farlo anche come famiglia, come coppia sposata. Non è facile perché comunque nel mondo fare famiglia non è proprio all'ordine del giorno, però ci si prova cercando insomma di fare della famiglia una piccola chiesa, come diceva Carlo Carretto. E cosa vi sta regalando questo pellegrinaggio? Sicuramente il pellegrinaggio, come sempre, dona la capacità di mettersi un pochettino in gioco nelle fragilità e nelle debolezze e anche nelle bellezze, quindi sicuramente questo, oltre alla possibilità di vivere un momento di comunione e di sinodalità tutti insieme. È un modo per affrontare le fatiche insieme, per cercare di condividere, no, anche nelle cose pratiche, nello zaino, tutte queste cose piccole, anche un po' la quotidianità che poi in realtà viviamo tutti i giorni, e poi andare comunque insieme dal Papa, da sposati, insomma, anche questa è una cosa che non l'abbiamo ancora fatto da sposati, l'abbiamo fatta prima ma lo facciamo anche adesso. Rientriamo in studio, domani i ragazzi raggiungeranno La Spezia, qui dopo una visita ad alcuni luoghi della carità si incontreranno con gli altri giovani liguri in cattedrale per ascoltare i nuovi orizzonti e le testimonianze su Carlo Grisolia e Alberto Michelotti, due giovani impegnati a vivere il Vangelo insieme con radicalità. Alle 18:30 la partenza in battello per Portovenere, dove alle 19 sarà celebrata la messa sul piazzale di San Pietro, messa in diretta anche su Telepace, e poi alle 21 il concerto del Gen Verdi. Cambiamo tema, parliamo del meteo. ARPAL ha emesso anche oggi un nuovo avviso meteorologico legato al caldo. Tuttavia, spiega l'agenzia, le temperature sono sulla via di una lenta attenuazione. Ancora oggi sono stati presenti alti valori di umidità. Tuttavia, domani, venerdì, l'ingresso sul Mediterraneo di aria atlantica favorirà un'attenuazione del disagio fisiologico. Dalla mattinata saranno anche possibili deboli piogge sparse. La tendenza per sabato è di un rialzo delle temperature, ma in un contesto più secco e ventilato. Questa notte la minima più bassa è stata quella di Pratomollo di Borzonasca con 11,6 gradi, la massima invece questa mattina a Rapallo con 32,7 gradi. Per la cronaca, un incidente si è verificato questa mattina in A12 tra Recco e Chiavari in direzione Livorno. Tra i feriti, di cui uno trasportato in codice rosso al San Martino di Genova con l'elicottero. L'incidente è stato originato da una moto a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna. Il conducente, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del mezzo a due ruote rovinando a terra, e nell'incidente è stato coinvolto un altro mezzo pesante e anche un'altra moto. Ad avere la peggio la donna che viaggiava a bordo dello scooter, che ha riportato un trauma facciale e agli arti. Trasportata sulla piazzola di sosta di Cogorno, la paziente è stata trasferita in elicottero al San Martino di Genova. Gli altri feriti invece sono andati al pronto soccorso di Lavagna. Si sta indagando sulla dinamica. Lungo la tratta autostradale si sono verificati sino a 8 km di coda e anche rallentamenti al traffico per circa un'ora. Andiamo a Rapallo. Non è semplice la gestione del servizio di raccolta rifiuti, soprattutto in questo periodo. Il Comune si trova in un periodo di interregno, con il passaggio al nuovo appalto che dovrebbe avvenire a fine settembre. Il condizionale d'obbligo, nonostante il TAR abbia rigettato il ricorso contro l'impresa che ha vinto l'appalto, ma è infatti possibile che venga chiamato in causa il Consiglio di Stato. Sentiamo. Il Comune di Rapallo spera di partire con il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti il prossimo 30 settembre. Attualmente c'è un impasse che non sta portando nulla di buono, a dirlo il sindaco dopo l'incontro in città metropolitana. Rapallo è monitorata, spiega Bagnasco, ma il servizio ha grosse lacune e in certe zone non va per niente bene. L'amministrazione è alla fine di un percorso con Eimeri e, dice il primo cittadino, è come se a Rapallo si stesse vivendo un momento di interregno. Questo comporta per le amministrazioni dei sacrifici enormi, perché capite bene che noi stiamo vivendo un periodo delicatissimo, l'altissima affluenza delle persone, la vecchia ditta uscente, consentitemi non molto motivata, la nuova ditta che a me è fantasma perché non ha ancora firmato nessun contratto. Stiamo lavorando tantissimo, consapevole che a Rapallo ad oggi sui rifiuti ci sono dei problemi.
L'altro giorno il TAR ha respinto il ricorso presentato contro Aprica, società leader nel settore della raccolta rifiuti, che aveva vinto la gara d'appalto per gestire il servizio dal prossimo 30 settembre. Tuttavia potrebbe anche aprirsi la strada per un ricorso al Consiglio di Stato. Mi auguro e ho molta fiducia e molta speranza che alla fine dell'estate, dal 30 settembre, cambi qualcosa di concreto. Innanzitutto il nuovo appalto, che sicuramente poi verrà realizzato o da una ditta o dall'altra, prevede delle novità importantissime. Secondo il sindaco, il prossimo sistema di raccolta rifiuti, se partirà, sarà uno dei più innovativi della Liguria. Dalle campane con la tessera magnetica per l'apertura, non solo, a delle idropulitrici che puliranno sotto le macchine senza fare in modo che le macchine devono essere spostate. Non verrà fatto il porta a porta tradizionale perché i nostri tecnici ce l'hanno sconsigliato, ma verrà fatto un porta a porta ad hoc, cioè per gli esercizi commerciali ci sarà un porta a porta, per le abitazioni ci sarà la tradizionale raccolta differenziata e poi punteremo molto sui lavaggi e sugli enzimi particolari che verranno propagati in città. Nuova illuminazione a LED sotto i portici di Corso Dante a Chiavari nel tratto tra la rotonda di Viale Casman e Piazza Cavour. L'iniziativa è stata presa dal Comune d'intesa con i commercianti e gli amministratori dei condomini coinvolti. Installati 24 punti luce con una potenza di 30 watt l'uno che permetteranno una riduzione del 20% del consumo dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Infine sono state posizionate nuove linee di alimentazione esterne con accessori in acciaio inox. È inutile eseguire controlli delle acque entro 48 ore da forti temporali, acquazzoni e burrasche. A sostenerlo Alessandro Puggioni, consigliere regionale della Lega Nord, che sul tema presenterà un'interrogazione. Intervenire subito dopo forti temporali, spiega, è uno spreco perché si rischia che i risultati siano fuorvianti e quindi da ripetere. Puggioni riporta il caso di Laigueglia. L'analisi dell'acqua, fatta a poche ore di distanza da una burrasca, aveva portato ad emettere il divieto di balneazione, poi subito ritirato e dunque causando confusione. Infatti, grazie all'intervento del sindaco, i controlli erano stati ripetuti e in realtà i valori erano tornati nella norma. Di qui l'invito del consigliere a fare i prelievi almeno 48 ore dopo rilevanti episodi atmosferici. Ora spazio all'economia. 2 giorni fa il Senato ha approvato in via definitiva il decreto dignità. Diverse le misure contenute nel nuovo documento riguardanti il lavoro. Ne vediamo alcune nello sportello Economia di oggi. Il bonus del 50% dei contributi per le assunzioni di under 35 sarà esteso anche al 2019 e al 2020. Servirà un decreto attuativo di concerto tra i Ministeri del Lavoro e dell'Economia. L'esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un tetto di 3.000 euro su base annua. I nuovi voucher potranno essere usati da alberghi e strutture ricettive che hanno fino a 8 dipendenti e utilizzano i buoni lavoro per pagare le prestazioni di pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o altre forme di sostegno. I voucher per il settore agricolo, alberghi ed enti locali non potranno essere usati per un arco temporale superiore a 10 giorni. Gli aumenti contributivi dello 0,5% per i rinnovi dei contratti a termine non si applicheranno ai contratti di colf e badanti. I contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, non potranno superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato della stessa azienda. Previste multe di 20 euro al giorno per il comportamento fraudolento. I costi aggiuntivi applicati ai rinnovi pari allo 0,5% si applicheranno anche ai contratti a termine in somministrazione. Sono state aumentate le indennità in caso di offerta conciliativa per i licenziamenti legittimi. Ad oggi le mensilità minime da corrispondere sono 2, le massime 18. Con la modifica si andrà da un minimo di 2 a un massimo di 27. Se il contratto a termine supera i 12 mesi e non verranno indicate le causali, il contratto si trasformerà automaticamente a tempo indeterminato. Le somme derivanti da sanzioni applicate alle aziende che delocalizzano prima dei 5 anni successivi al ricevimento di contributi pubblici saranno riassegnate ad un fondo finalizzato al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo.
Altre notizie di cronaca: 3 persone, 2 donne e un uomo residenti a Polonghera in provincia di Cuneo sono stati arrestati dai carabinieri di Sestri Levante, Borzonasca e Savigliano in seguito all'aggravamento della misura cautelare deciso nei giorni scorsi dal Tribunale di Cuneo. I 3 sono responsabili di aver violato più volte le prescrizioni in atto nei loro confronti, come il divieto di dimora a Polonghera, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime dei loro atti di persecuzione e resistenza a pubblico ufficiale, tutti i reati commessi a luglio. L'uomo è stato portato in carcere a Cuneo, una delle donne a Genova Pontedecimo, l'altra è stata sottoposta ai domiciliari a Borzonasca. Una donna di circa 80 anni è stata punta da più calabroni questa mattina a Cornia, in Val Fontanabuona. Sul posto il 118 e l'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna. L'anziana è stata stabilizzata e portata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7:30. Per fortuna, rassicurano i soccorritori, la donna sta bene e non ci sono state conseguenze. Strapparono l'orologio da polso di un anziano, gli autori del furto sono stati riconosciuti dai carabinieri. Si tratta di 2 ragazzi stranieri di 20 e 26 anni senza fissa dimora che ieri sono stati denunciati. Il fatto è accaduto nel mese di maggio a Sestri Levante ai danni di un uomo residente in provincia di Piacenza. Cambiamo tema, parliamo di Un sorriso per l'Anfas. Con questo slogan venerdì 24 agosto scenderanno in campo al Comunale di Chiavari 2 squadre, la Nazionale Italiana della Solidarietà, allenata da Sandro Giacobbe, e i Campioni del Cuore, con politici, regionali, amministratori locali, sacerdoti e giovani, la squadra allenata da Gigi Cagni. L'obiettivo comune è raccogliere fondi a sostegno dell'Anfas Tigullio Est per il completamento della struttura per residenziali al Santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Sentiamo. Come è nata questa idea? Questa idea è nata dall'esigenza per quanto riguarda la struttura dei ragazzi dell'Anfas, che aveva bisogno di agibilità e non potevano avere per motivi burocratici, e quindi mi sono rivolto al presidente Toti, il quale purtroppo in questo momento abbiamo visto che la regione non aveva grandi disponibilità. Ho parlato col sindaco di Capua e la stessa cosa per quanto riguarda il comune di Chiavari. E allora insieme abbiamo pensato di creare un qualcosa di diverso. Mi sono rivolto anche a Sandro Giacobbe, che si è reso subito disponibile, e abbiamo pensato appunto a una partita del cuore. Qualche nome, qualche anticipazione? Ma i nomi, diciamo, tra i nomi più famosi a livello di calcio, ex calciatori, ci sarà Mussi, che ha giocato nel Milan, nel Parma, Battistini nel Milan, Francini, grande compagno di Maradona con uno scudetto al Napoli, Stefano Eranio, indimenticato giocatore del Genoa con Mario Bortolazzi, e poi personaggi come Paolo Brosio, come Paolo Conticini, Moreno, e poi c'è Edson che ha vinto Tu sì che vales. Insomma, poi ci sono altri che man mano si stanno aggiungendo, però insomma sarà una bella formazione. Chiavari è il comune ospitante, il sindaco di Chiavari fa parte dei Campioni del Cuore, che saranno avversari della Nazionale della Solidarietà. Come vi state preparando? Ci stiamo preparando, abbiamo un allenatore di prestigio, abbiamo Gigi Cagni che ha aderito a questa iniziativa, abbiamo sindaci, abbiamo Carlo Bagnasco, Paolo Donadoni, Matteo Viacava di Portofino, abbiamo consiglieri regionali, Vittorio Mazza, il presidente della regione Liguria Giovanni Totti e altre personalità. Ci stiamo preparando in maniera abbastanza blanda, però lo facciamo con spirito di servizio. Dobbiamo ringraziare anche la Virtus Entella, il presidente della Virtus Entella. Con l'aiuto di tutti otterremo un ottimo risultato. Per la partita benefica sono aperte le prevendite al Virtus Entella Store in Corso Colombo 37 a Chiavari, nella tabaccheria Metaldi in via Martiri della Liberazione 182 a Chiavari. Oppure si può fare una donazione all'associazione Anfas Tigullio Est Onlus attraverso il loro IBAN e inviando successivamente una mail a partitadelsorriso@gmail.com con copia del bonifico effettuato. Appuntamenti religiosi. La comunità di Sant'Ambrogio di Zoagli si prepara a festeggiare Nostra Signora della Salute. Oggi ha preso il via il Triduo. Domani è sabato alle ore 18 ci sarà la messa durante la quale si rifletterà sulla figura di Maria. Domenica 12 agosto alle 10 l'offerta dei fiori alla Vergine da parte dei bambini, alle 10:15 la messa solenne. In serata alle 18 la celebrazione eucaristica a cui seguirà la processione, al termine momento conviviale allietato dalla musica.
E prosegue il cammino in preparazione alla solennità dell'Assunta nella chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo. Ogni sera alle 18 la messa della novena con il commento all'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate di Papa Francesco. Martedì, vigilia della festa, la messa alle 18, presieduta da Don Mauro Gandolfo. Mercoledì gli orari delle messe saranno quelli delle 8, delle 10:30, presieduta da Don Amir Batti, e alle 20 con Don Stefano Mazzini. Poi alle 20:45 la processione con i crocifissi dell'Arciconfraternita del Suffragio e i tradizionali colpi di Mortaretti Liguri. E la comunità parrocchiale di Santa Maria della Neve a Camposasco si appresta a celebrare la festa di San Gaetano. Sabato alle 21 la messa prefestiva, domenica alle 9:30 la celebrazione eucaristica, alle 17:30 il vespro e la processione. La liturgia sarà presieduta da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro. Al termine si svolgerà l'incanto con i prodotti della parrocchia. Cambiamo tema, prosegue il nostro viaggio tra i ragazzi che dedicano una parte delle loro vacanze ai campi estivi parrocchiali. Questa settimana la rubrica Estate Giovani ci porterà all'oratorio di Monleone di Cicagna e tra i ragazzi della parrocchia di Bacezza a Reppia. Ne vediamo un'anticipazione. Siamo a Reppia, dove si stanno svolgendo i campi dei ragazzi delle elementari di Bacezza. Andiamo a conoscerli. È la prima esperienza ad un campo come animatore, cosa ti ha convinto? Per i bambini, quindi essere tipo da guida per loro, quindi anche che tipo loro in futuro iniziassero a fare anche loro gli animatori, e poi anche perché mi sarebbe piaciuto provare un'altra cosa, tipo l'animatore, visto che non l'ho mai fatto. Qual è il tema del campo? Sono le città che abbiamo scelto sono Chiavari per il primo giorno, poi il villaggio alpino, New York e la città del futuro. Quali cose ti mancano di casa? Un po' la mamma e il papà, un po' il fratello, quelle cose lì, ma poi basta. Stiamo per andare a conoscere i ragazzi del vicariato della Val Fontana Buona, ragazzi dall'asilo alle classi medie. Andiamo a scoprire qual è il tema del loro campo e come intendono svolgerlo. Il tema del campo è il tema legato all'amicizia ed è un tema quindi molto attuale, molto importante per tutti i ragazzi. Si svolge con una storia che ogni anno sviluppiamo durante questo mese in cui stiamo insieme con la visione della storia, la riflessione sulla storia e il lavoro. La rifaresti anche l'anno prossimo? Sì, ormai è 4 anni che vengo all'estate ragazzi. L'anno scorso ero ragazzo e ora animatore, quindi sì, continuerò. Facciamo molte cose, laboratori, corsi, che impariamo anche più delle cose che magari prima non sapevamo. Adesso un po' di blu, come la notte. Estate Giovani in onda questa sera a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace. E ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per vedere tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per venerdì 10 agosto. Lupi di Mare è il laboratorio itinerante alla scoperta delle tradizioni, organizzato dall'Abter Parco di Portofino. Sarà nella piazzetta Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure, dalle 17:30 alle 18:30. Dalle 18 inizia l'evento Birra in Borgo, nella fortezza Firmafede a Sarzana. Continuano gli aperitivi con l'autore a San Michele di Pagana di Rapallo. Alle 18 Enrica Melossi e Alessandra Rotta dialogano con Francesco Lorenzoni. Medioevo con gusto, l'evento promosso dal CIV, si svolgerà per le vie del centro di Lavagna, dalle 19 alle 24. Festa delle Stelle Cadenti sul sagrato della chiesa di San Giorgio a Bonassola, dalle 19:30 cibo e musica. Festa patronale di San Lorenzo a Conscienti di Ne, dalle 19:30. Alle 21:30 si esibirà l'orchestra Davide Aramini. A partire dalle 20, torneo di burraco con apericena al Circolo Golf e Tennis di Rapallo. La somma raccolta sarà devoluta in favore del progetto Un dentista per amico di Arché. Dalle 20:30 Fluo Party, organizzato nella spiaggia Mare per Tutti a Santa Margherita Ligure, nel quartiere di Ghiaia. L'ingresso è libero. Apertura straordinaria di Villa Sottanis a Casazza Ligure. L'iniziativa Open Night Villa Sottanis, promossa da Arciragazzi Tigullio, si terrà a partire dalle 20:30 in via Annuti. Al via la 40esima edizione della mostra dell'artigianato e degli hobby a Zoagli.
Alle 21 si terrà l'inaugurazione nella sala mostre di piazza 27 dicembre. Prosegue la rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi all'Auditorium San Francisco di Chiavari. L'appuntamento è alle 21. A Pezzonasca di Moconesi, in occasione della festa Madonna di Fiori, alle 21 si esibirà l'orchestra Giorgio Ikebana. Ugo Di Ghero porta lo spettacolo Mistero buffo ad Eva Marina. Alle 21 al Teatro Nuove Terre, nella piazzetta della Posta. 36esimo Festival estivo di musica da camera a Sesti Levante. Appuntamento alle 21:15, nella sala Agave del complesso L'Annunziata, con il concerto 800 musicale europeo. In occasione dell'iniziativa I venerdì nella Basilica, alle 21:15, nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sesti Levante, Don Emilio Beretta e Pietro Landriani cureranno l'incontro La Pentecoste nell'arte. Discoteca con DJ da Benini, alle 21:30 in piazza Milano a Chiavari. L'evento è gratuito. E infine, per tutta la giornata, sbarrasso a Rapallo, nei negozi del centro. Siamo giunti al termine del telegiornale, vi lascio a seguire la nuova puntata di Estate Giovani. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.